La Folgore si conferma bestia nera per l'Akragas, che passato in vantaggio con Gambino viene raggiunto con una rete su mischia nel finale. Biancazzurri molto manovrieri sin dai primi minuti che prendono in mano le redini del gioco. Primo sussulto con Gambino al 16°, imbeccato da Biondo con un colpo di testa, il cui tiro va alto al di sopra della traversa. Poi un paio di episodi dubbi per un tocco di mani in piena area folgorina, specie il secondo sembra essere abbastanza netto, ma l'arbitro opta per l'involontarietà e sorvola. Folgore sempre più abbottonata e così il primo tempo termina sul nulla di fatto. Nel secondo tempo la compagine dei tempi si scuote, accelera e al 57° trova il vantaggio. Passaggio lungo di Biondo per Gambino, perfetto stop di petto e di sinistro infila abilmente il portiere di casa. Pronta la reazione dei padroni di casa che sugli sviluppi di un calcio di punizione trovano il pari al 79° con Etname in mischia, che trova anche una deviazione fortuita e sfortunata del difensore Cipolla. Non succederà nulla sino alla fine della gara, malgrado i 5 minuti recupero, per cui entrambe le contendenti rimangono in corsa per la lotta al vertice. Domenica prossima la Folgore farà visita alla Nissa, mentre l'Akragas osserverà un turno di sosta. Anche la gara Canicattì-San Cataldese è terminata in parità 1-1. Gara molto combattuta che si è sbloccata al 90° per una malaugurata autorete del biancorosso Ferotti. Forte la reazione del Canicattì che, giocando in superiorità numerica per l'espulsione di Kwame al 46°, raggiungono il pari in pieno recupero, e cioè al 99°. Anche in questo caso la finale rimane in bilico e l'ago della bilancia a questo punto diventa il Mazzara. In questo momento la partita è appena finita, quindi sicuramente è un peccato perché comunque giocare contro la Folgore non è assolutamente facile, è un avversario che lotta su ogni pallone, gagliardo, veramente, è difficile veramente, quindi trovare gli spazi giusti è veramente complicato. Eravamo riusciti ad andare in vantaggio e poi per una ingenuità comunque abbiamo fatto un fallo di punizione dove sappiamo che loro hanno un uomo che li calcia benissimo, è pericoloso e quindi la ritengo più un'ingenuità. Poi siamo stati anche sfortunati perché a quanto pare c'è stata la torrete di Cipolla, però voglio dire, nel complesso anche oggi, pur non avendo disputato una grandissima partita, Specialmente nel primo tempo. non abbiamo sofferto praticamente nulla, cioè io non faccio fatica a trovare un tiro in porta anche della Folgore, dico, anche noi non è che ne abbiamo fatti chissà quanti, però ripeto, nella giornata diciamo no, anzi ni, perché comunque sia c'è da dare veramente merito alla Folgore. Però anche noi sicuramente avremmo potuto fare qualcosa in più, tant'è che poi il secondo tempo ci siamo cambiati anche dal punto di vista tattico, ci siamo messi a 4, siamo riusciti ad andare più esternamente, siamo stati un tantino più pericolosi. Però sapevamo che alla vigilia che sarebbe stata difficile, così come sarà difficile fino alla partita con la Nissa. Eravamo preparati, sapevamo a cosa andavamo incontro e sappiamo a cosa dobbiamo andare incontro e cosa ci vuole per riuscire a ottenere comunque il passaggio alla finale. Ma diciamo che nel primo tempo le squadre si sono un po' studiate e nessuno dei due voleva perdere, quindi non ha rischiato nessuno dei due. Poi nel secondo tempo c'è stato un po' un cambio di rotta da parte dell'Agras che con gli elementi che ha, noi sapevamo che l'Agras è una squadra attrezzata per vincere questo torneo e forse abbiamo arretrato un po' il baricentro, loro hanno fatto dei movimenti importanti e sono andati in gol, però c'è stata la nostra reazione che è l'arma che ci contraddistingue, quindi noi abbiamo messo il cuore, l'anima per riuscire a pareggiare questa partita, ci siamo riusciti e quindi io penso che fondamentalmente il pareggio in questa partita sia il risultato più giusto. Io devo elogiare ancora questi ragazzi che stanno ancora di più facendo delle cose stupende e stanno andando oltre le loro possibilità, quindi io do un grande merito a questi ragazzi che ancora una volta mi hanno stupito. Ecco.